Scusate signori, stiamo parlando di cose di vitale importanza per il nostro territorio e credo che un po' del nostro tempo possiamo ancora dedicarlo a questa questione che avrà dei risvolti secondo me molto interessanti. Adesso io vorrei invitare qui a dire due parole la consigliera regionale Claudia Zunchedo, che ci ha dato una grossa mano ieri facendo anche un'interrogazione al nostro Parlamento sardo. Sarò molto veloce vista anche l'ora. Io credo che il dottor della D'Anetto si sia fatto un'idea della voce della nostra gente. Io ho la sensazione che lei sia arrivato qui senza avere un'idea esatta di come stanno le cose. Noi arriveremo a occupare. Noi occuperemo. Te lo traduco, non è tanto per me, è un po' l'iniziativa. Allora, io ringrazio tantissimo i cittadini che hanno avuto la forza di organizzarsi in comitato, perché quello che non fa la politica organizzata nei grandi partiti, che sono tutti in crisi e sono tutti morenti, lo deve fare la gente. Questo è un esempio. Dal comitato che mi ha detto sta succedendo questo, era domenica sera, io dico in parte ero informata ma non del dramma dell'entità, per cui ci siamo visti subito, immediatamente lunedì mattina, e immediatamente noi abbiamo depositato con la collaborazione della nostra collettività una azione istituzionale e in Consiglio regionale. E sanno bene che non andremo, che non ci saranno, noi non perdoneremo nulla, noi siamo stufi. La nostra terra è stata usata come una discarica sino ad oggi, è da 60 anni. Come una colonia! Come una colonia! Come una colonia! Il popolo sardo è quello della liberazione coloniale. Tra l'altro vorrei dire che è un punto molto sensibile, perché anche il geometra Fonda è stato scientifico, ha spiegato tutto e c'è ben poco da aggiungere. Voglio dire a proposito degli usi civici che almeno il 30%, se non sbaglio, del territorio sardo è uso civico, che vuol dire che l'unica ricchezza delle nostre collettività appartengono a tutti e non possono appartenere a nessuno, e per quanto non sono vendibili, sono inalienabili e chi più ne ha ne metta. E per quanto riguarda Decimo Mannu, ho controllato proprio in regione, stiamo avviando gli studi per definire una volta per tutto le proprietà, e questi studi non saranno tesi a tutelare o a perdonare chi in questi decenni si è impossessato in modo illegittimo. Stiamo dando delle spinte perché si torni a ricompattare le proprietà delle nostre collettività, per cui se qualcuno ha sbagliato, qualche genitore, qualche nonno, appropriandosene, male ha fatto i conti, per cui faremo anche una bella visitazione anche sui terreni interessati. Tra l'altro io dico, voi siete della Campania, se non sbaglio, no, non è una ditta, una società marchigiana, avete visto? No, non lo so, la società da dove viene? Però è una società che ha girato molto, perché questa società è una società nomade, molto agile negli spostamenti, in giro per l'Italia, in Spagna, credo molto. Glielo spiego. Allora, mentre noi battagliamo nel nostro territorio per il bene
della collettività e della salute pubblica ambientale, per le nostre tradizioni agropastorali e così via. C'è chi battaglia invece per il profitto, siccome non coincidono gli interessi.